Eccoci qui. Allora, abbiamo cambiato location perché adesso siamo accompagnati da Stefano Zara, che è il nostro esperto di economia, di finanza, ci fa un po' le proiezioni di quelle che sono le situazioni molto transitorie, alcune purtroppo quelle meno positive e stabili che ci circondano e che vanno ineluttabilmente a condizionare la nostra vita in un modo o nell'altro. È vero Stefano Zara? Sì, buongiorno. No, parlavamo prima che siamo in una fase sostanziale di stagnazione, almeno in Europa. Stiamo tutti cosa vuol dire stagnazione? Perché poi diciamo dei termini che giustamente non tutti conoscono. Ad esempio i dati di gennaio dicono che c'era una fiducia in crescita da parte dei consumatori, sì, e una fiducia frazionale, ma comunque i consumatori erano fiduciosi sul futuro. Ecco, sono dati rilevati mensilmente dagli uffici di statistica che servono alle imprese per percepire un po' il sentimento che ha il mercato, no? Come andranno le cose, insomma. E i dati invece in calo per quanto riguarda la fiducia delle imprese. Quindi è più importante quella dei imprenditori o quella dei consumatori? Sono entrambi importanti perché la psicologia sui consumi, ma anche sugli investimenti finanziari, è una variabile sempre più fondamentale. I consumi devono essere sempre corroborati dalla voglia di fare. È importante che l'imprenditore abbia voglia di fare. Però anche il consumatore. Il consumatore deve essere ovviamente ben predisposto a fare il suo dovere, quindi a spendere soldi per mettere. Ma adesso il consumatore, esatto, è un po' c'è una sostanziale stagnazione, vuol dire che sostanzialmente non c'è crescita nei consumi e nemmeno negli investimenti delle imprese. Perché c'è paura? Questi sono i mercati interni? Un po' è un effetto voluto da un rialzo dei tassi che così virulento non l'avevamo mai visto, quindi, che tutti attendiamo in calo, perché ovviamente i dati legati all'inflazione che sta scendendo dovrebbe corroborare le decisioni della Banca Centrale e quindi far calare i tassi. È altrettanto vero che le due banche centrali più importanti, che sono la BCE per quanto riguarda l'Europa e la Federal Reserve per quanto riguarda l'americana, stanno guidando due economie che hanno velocità differenti. Mentre in Europa siamo fermi, l'economia americana continua a dare segnali di forza. I tassi lì sono leggermente più alti. Per dare un'idea, noi abbiamo ancora l'Euribor a 3 mesi, a 6 mesi, di poco sotto il 4%. Gli americani sono circa un punto in più. Cosa vuol dire? Che si verificano cose abbastanza strane, che i mutui a tasso variabile nel nostro paese sono più alti, in maniera anche percepita molto più alta rispetto ai mutui a tasso fisso. I tassi fissi individuano una tendenza del tasso a calare, vuol dire che i mutui a tasso fisso di 10 e 15 anni sono ben poco sopra il 3%. Quindi è convenuto chi li ha fatti? Conviene anche adesso farli, perché quindi adesso i mutui oggi a tasso fisso sono intorno al 3,20, a 10 e 15 anni, quindi hanno un tasso tra virgolette normale, e attendiamo che anche i tassi a breve scendano, e questo è un effetto delle decisioni della Banca Centrale. Sul tasso a breve, che sostanzialmente la maggior fonte di costo delle imprese che si indebitano a breve sostanzialmente più che a lungo, ecco, questo è una e su una sorta di confusione riguardo a incentivi fiscali che sono andati a termine, vedi bonus casa o gli incentivi per le rottamazioni dell'auto o tutto quello che riguarda la conversione energetica della mobilità, quindi dalle moto, le auto, eccetera, eccetera. Sono tutte, tra virgolette, decisioni che sono ancora oggetto di discussione politica. La transizione, soprattutto nella mobilità, è governata da 3 fattori. Il primo è la politica, deve fare le leggi. Il secondo dalle infrastrutture, e questo noi siamo molto indietro, e il terzo è il costo, quando la transizione sarà guidata anche dall'opportunità, dalla convenienza che avremo noi come consumatori di passare da A. E in tutto questo genera delle insicurezze nei mercati immobiliari che si è un po' fermato per effetto. Esatto, però sempre per effetto dei mutui, dei tassi di interesse. Che però è una, tra virgolette, però questo ha delle una cosa di breve termine che credo dovrebbe rientrare. Insomma. Quindi il mercato immobiliare dovrebbe riprendersi? Sì, dipende. Il nostro è un mercato immobiliare molto. Quando noi parliamo di mercato immobiliare domestico, parliamo di un mercato, tra virgolette, che da molti anni ha prezzi in calo, ad eccezione di alcune zone ben circoscritte. Ed è un mercato, quello dell'edilizio, che è stato sorretto e sostenuto soprattutto dalla riqualificazione legata ai bonus. Quindi dovrebbe un mercato
molto particolare, molto articolato il nostro, che risentirà storicamente del fatto che siamo un paese che invecchia molto rapidamente e che necessita di nuove abitazioni, ma in maniera molto contingentata. Noi abbiamo, credo, un mercato di riqualificazione edilizia, cioè le coppie che vendono l'appartamento per comprarsi la villetta e viceversa. Non abbiamo un mercato sorretto dalla demografia, da coppie giovani che fanno famiglia. Quindi ancora una volta il discorso demografico va a condizionare l'economia sostanzialmente. È un discorso che ovviamente ha una valenza generale, anche la Cina sta attraversando un problema di questa natura. Ovviamente non è legato soltanto a un aspetto anche in Cina si fanno meno figli, infatti hanno tolto il limite del figlio. C'era un bellissimo libro di China Study, scritto credo una ventina di anni fa, che faceva notare come il passaggio dalle campagne alla città ha avuto come primo effetto quello di stoppare la crescita demografica. La crescita demografica è oggi geograficamente localizzata soprattutto in Africa e lì in India, che continua a essere sostenuta, meno in Cina. Credo sia una questione di una decina d'anni per vedere il sorpasso come numero di abitanti tra India e Cina. Quindi sono delle dinamiche molto grandi, ma già osservabili, insomma, per chi si occupa di statistiche. Quindi abbiamo visto già i livelli nostri, Italia e Europa, che sono molto molto bassi. Quindi c'è anche il fattore demografico che condiziona il fattore demografico, la economico. Maggiore occupazione, l'occupazione femminile, sono tutti fattori che cambiano la demografia di un paese. E cambiando la demografia di un paese si cambia anche le potenzialità economiche. Ovviamente aumenta la propensione ai consumi, soprattutto ai consumi voluttuari, chiamiamolo, non indispensabili. Quando c'è maggiore capacità di reddito si ha più soldi da spendere in seconda macchina, oggetti di lusso, oggetti d'arredo, complementi d'arredo, quindi anche i beni e i servizi richiesti cambiano. Però questo è positivo teoricamente. Questo è positivo, poi c'è un'altra parte che alcuni, tra virgolette, scompensi cercano equilibrio. Noi abbiamo ovviamente da equilibrare tutto un sistema che è quello della previdenza, perché vivendo in un paese molto anziano, o portiamo l'età pensionabile a oltre 70 anni, altrimenti il numero ovviamente degli occupati non basta a sostenere quelli che vivono in quiescenza. Non è un dato che impatta oggi sui paesi come la Cina, come l'India, ma comunque è un dato di cui già loro tengono la giusta considerazione. Insomma. Certo che questo è molto importante. Allora, accennato al discorso della Cina, come sta andando la Cina, il mercato cinese, quindi come reagisce anche a tutta questa situazione un po' internazionale? Ha preso delle politiche ben precise, no? Diciamo, è un mercato dominato dallo sviluppo tecnologico. Ed è un mercato, ovviamente, il tema della Cina è quello di mantenersi attraente agli investitori stranieri. Se è una costante sempre denunciata per quanto riguarda il mercato cinese è l'opacità, insomma, essere un regime che nasconde le cose, insomma, che fa vedere solo il risvolto positivo delle cose. Questa opacità tiene distanti gli investitori, soprattutto le imprese che vogliono investire in quel paese. Xi Jinping nel suo terzo mandato ha come obiettivo principale quello di richiamare gli investitori ad investire direttamente nel suo paese. Quindi Cina diventerà attrattiva, dovrebbe negli obiettivi della sua Quindi ha dichiarato questi obiettivi. Ha dichiarato questi obiettivi. Quindi di apertura a questo Di apertura, di diventare, tra virgolette, un paese più trasparente, più aperto agli investimenti diretti, quindi la possibilità da parte di imprese di aprire delle sedi stabili per la loro attività. E quindi insomma vedremo. Insomma. Ma in che modo uno può essere attratto adesso a tornare? Dico tornare perché tanti erano andati e poi sono tornati. Tornare in Cina ci deve essere. Ma ovviamente devono essere garantite delle situazioni di mercato, cioè l'imprenditore che volesse o fosse convinto a ritornare in Cina dovrebbe avere chiare ed evidenti delle possibilità poi di vendere i propri prodotti direttamente in quel mercato, il mercato asiatico. Quindi un mercato
la Cina deve riappropriarsi, oltre che della sua, tra virgolette, fama di fabbrica del mondo, anche di mercato potenziale importante, soprattutto per i prodotti ad ampia marginalità, come i prodotti del lusso, i prodotti tessile e via di seguito. Quindi spostare un po' il proprio interesse, questo è un dato di fatto, perché altrimenti anche il semplice trasporto delle merci da una parte all'altra diventa abbastanza oneroso. Lasciando perdere queste prospettive che, come lei le definite, le operazioni trasparenza, no, della Cina, quindi cercare di essere più comprensibile, più penetrabile, cos'altro sta facendo la Cina, vista la situazione anche della Russia? Ma vive secondo me un paese che più degli altri ha bisogno che le bocce, che cali la tensione internazionale, che il mercato diventi un mercato aperto, con meno vincoli, meno Quindi embarghi. Quindi la guerra la danneggia? Sì, ma danneggia un po' tutti quanti, ma danneggia in particolar modo la Cina. Non dobbiamo pensare che sia un paese che possa agevolarsi del rapporto commerciale con la Russia, insomma, che incide veramente. La Russia, in quanto ovviamente una potenza nucleare e quant'altro, ma in quanto PIL del mondo incide per meno del 3%. Ma infatti Noi siamo il mercato di riferimento della Cina, l'Europa e gli Stati Uniti. Quello che risulta difficile capire, infatti, pur essendo una potenza nucleare, cioè vuol dire ti faccio paura perché ho quello strumento, posso premerlo, vabbè. Però dal punto di vista economico, finanziario, come paese la Russia, che peso ha? Ancora adesso, anche nei consumi, perché sappiamo che ci sono dei filoni di scambio commerciale anche con l'Italia, attraverso altri paesi cuscinetto, è legato all'approvvigionamento delle materie prime, di cui la Cina ha ancora grandi bisogno, ma non ha solo bisogno delle materie prime russe, ma ovviamente tutto quello che viene prodotto anche in Africa. I canali, quella Cina. E quindi tutto sommato la Cina ha bisogno di avere buone relazioni con la Russia, perché ne trae giovamento, però credo che riesca ad approvvigionarsi, sfrutti, è un brutto termine, ma sfrutti la situazione per avere approvvigionamenti di materie prime a prezzi ancora più convenienti rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda materiali che la aiutino nella transizione energetica, quindi le terre rare, nickel, litio e quant'altro. È altrettanto vero che la Cina ha bisogno di avere buoni rapporti con tutti, perché noi siamo uno dei mercati più importanti, i rapporti commerciali con la Germania, in un mondo completamente interconnesso. Queste tensioni che ormai durano da quasi 3 anni. Sono dannose. Hanno modificato un po' la geografia del mondo, no? Noi vediamo che il mercato è più sensibile ai problemi che ha il traffico delle merci che non può transitare per il Mar Rosso, perché ci sono che non migliaia di morti ogni giorno. Quindi in un mondo interamente interconnesso ogni problema per quanto riguarda la circolazione di merci e servizi crea tensioni. Crea problemi. Quindi sì, assolutamente. E invece il discorso degli Stati Uniti, come sono? Gli Stati Uniti è un paese che cresce. Ancora cresce. Dicevamo prima, ma non c'era una crisi che si stava palesando? No, l'Europa è un paese, una zona, un'area in sostanziale stagnazione. L'America, i dati di gennaio ci ripropongono un paese che continua a crescere e una crescita addirittura più sostenuta delle aspettative. C'è un paese che cresce. Ma cresce quindi come? Cresce perché i dati anticipatori del ciclo, che sono quelli dei direttori degli acquisti, o la famosa fiducia delle imprese, che in Europa è pare calate di un paio di punti, lì è in rialzo. Quindi vuol dire che anche gli imprenditori americani hanno una visione del futuro ovviamente più positiva. Anche se devono passare ancora attraverso le elezioni. Sì, questo è un tema non banale, non marginale, che può avere degli impatti anche, tra virgolette, sorprendenti. È anche altrettanto vero che se poi parli con gli imprenditori, con loro, ci parli proprio a cena, ci chiami, per loro in entrambi i casi va bene. Insomma, avere Trump vuol dire meno tasse, ok? Quindi margini delle imprese che salgono per effetto delle migliori imposte. Biden vuol dire continuità di flussi di denaro della pubblica amministrazione. Quindi da una parte, per carità, avranno più spese a carico dei contribuenti, dall'altra parte avranno meno oneri fiscali. Quindi diciamo un imprenditore che vede il bicchiere mezzo pieno in entrambe le situazioni. Poi ce ne sono delle situazioni di fondo meno legate alla brutalità dei numeri, in cui c'è molta preoccupazione
che una scelta, tra virgolette, Trump possa radicalizzare all'interno di una comunità comunque mai unita alcuni temi legati al razzismo che non sono mai stati risolti, alla parità di genere. C'è molta preoccupazione che un candidato come Trump possa radicalizzare invece e mantenere le divisioni in un paese che è comunque profondamente diviso, insomma. Assolutamente. In mezzo si innescano qualche altre realtà che inaspettatamente possono andare a turbare i mercati e chiedo in modo particolare tutti i paesi del Medio Oriente e il discorso del petrolio. Sì, è ovvio che la svolta verde, insomma, la conversione al green è un fatto che i paesi arabi non hanno colto con sprovvedutezza, quindi è una scelta che per primi stanno prendendo, insomma, quel gran progetto dell'Arabia Saudita, di quella città, la linea si chiama, sì. Lunga 170 km, larga 500, che possa 500 metri, mi pare, mezzo chilometro per 170, una cosa che si sostiene un progetto futuristico di una società che si sostiene da sola, senza utilizzo di energia fossile. Quindi sono le compagnie petrolifere che sono le prime che stanno capendo che probabilmente le cose cambieranno anche in maniera irreversibile. I tempi del cambiamento non sono tempi che decidono loro, ma è la politica che decide i tempi del cambiamento e le leggi che vengono adottate per ogni singolo Stato. Certo. Se noi vogliamo rimanere al carbone, rimarremo al carbone. È la politica e sono i cittadini che decidono queste cose. La tecnologia ci dà delle possibilità, ma poi l'adozione di certi strumenti, l'adozione delle infrastrutture, cambia anche la geografia dei paesi, delle città, il nostro modo di vivere deve cambiare. Queste sono scelte che non può imporre, oppure possono essere adottati ma nel tempo. Non sarà una cosa veloce, ma quasi tutti sono concordi nel dire che è una cosa ineluttabile. Non veloce, ma ineluttabile. E andando a casa nostra, abbiamo degli investimenti significativi e abbiamo qualche cosa che in senso positivo che si è mosso? Per i risparmiatori è tornato, dopo anni, è tornato di moda il titolo di Stato. Insomma, vediamo il successo che ha avuto il collocamento del Buono del Tesoro poliennale BTP Valore, no? Che ha raccolto quasi 17 miliardi. Come mai ha avuto questo successo? Beh, un po' perché le banche percepiscono una commissione di collocamento e quindi sono state motivate a distribuire qualcosa che il risparmiatore capisce. Qualcosa ti dà una cedola. Questo titolo ha un ritorno di valore interessante, siamo su tassi netti superiori al 3%. Caspita. Quindi diciamo, è stata una cosa buona con tutti coloro che hanno dopo molti anni, dopo questa parentesi lunga dei tassi negativi, le obbligazioni in genere e i titoli di Stato, che sono lo strumento che è più rappresentato nel portafoglio dei risparmiatori, cioè il debito del nostro Paese, ha ricominciato a restituire valore. Insomma. Quindi la grande liquidità, noi avevamo 1.700 miliardi di liquidità nei conti correnti dei privati e circa 700-800 miliardi nel conto corrente delle imprese. Se il dato sui privati è un dato incoraggiante, perché vuol dire che siamo un paese solido, affidabile, per quello che non preoccupiamo gli altri, perché siamo un paese che ha molti debiti ma anche molta ricchezza. Quello che può, tra virgolette, far pensare è la grande liquidità nelle casse, nei conti delle imprese. Un'impresa che ha molta liquidità, okay, vuol dire che sta bene, ma c'è da chiedersi se questa liquidità ce l'ha in conto perché conviene percepire una rendita finanziaria piuttosto che impegnarsi in progetti di crescita, di sviluppo, di acquisizione di nuove aziende. C'è un tema sul sistema delle imprese in Italia, non possiamo essere un paese che naviga sostenuto solo dal mondo delle piccole e medie imprese, ma stiamo perdendo anche il senso della grande impresa. Ma siamo più un paese che produce auto, non abbiamo più un'azienda italiana che fa auto. Non abbiamo più una grande azienda alimentare, abbiamo più grandi aziende alimentari. Pezzi per strada. E le grandi aziende, quelle tra virgolette dei cartoni pubblicitari, molte non sono quotate, quindi o sono quotate fuori, non nel mercato domestico. Siamo tra virgolette in un capitalismo ancora
molto trattenuto, ecco, diciamo un termine. E che prospettive ci sono adesso e cosa conviene fare per anche molto Ma tutte le iniziative banalmente? messe in campo, i peer e Che ci quant'altro, sono ancora. che ci sono ancora e sono stati, tra virgolette, sistemati, è un termine che non vuol dire nulla, ma, tra virgolette, messi a punto, ecco. Sono degli strumenti molto interessanti. Diciamo che il Nord-Est è anche la zona dei club deal, cioè degli imprenditori che cercano opportunità di investimento dirette. Alcuni non le cercano nel nostro paese, ma comunque vuol dire che molti imprenditori si stanno guardando intorno, dicono oltre a gestire bene la mia impresa, io ho liquidità, risorse per poter far funzionare al meglio anche altre imprese più piccole che abbiano voglia di emergere. Questo è un sistema virtuoso se avesse una regia. No, Certo, ma potrebbe essere altrimenti... gli enti locali, quant'altro. certo. In realtà noi siamo un sistema assolutamente scollegato Quindi, e mai sincronico. Quindi ognuno va per i fatti propri, senza una struttura, senza un'architettura, senza un disegno comune, sia mai. Quindi siamo un paese, tra virgolette, scollegato nel grande, ma anche purtroppo nel piccolo. va bene, grazie Stefano Zara di questo quadro generale. A voi cari telespettatori grazie di averci seguito, auguriamo buona serata al nostro ospite, buon lavoro perché come sempre è un periodo molto intenso. A voi naturalmente buon proseguimento di serata, noi ci vediamo presto, grazie. Arrivederci.